Attenzione, liberare il percorso, possono partire e così possiamo dare inizio a Zagarrela. Nunil de Zavudda, eccoli pronti, attenzione, e partono, ed ecco che iniziamo ufficialmente su Nunil de Zavudda. Eccoli transitare in questo momento all'altezza di San Sebastiano e viene abbattuta la prima gallina. Ecco pronti le nostre mimose, attenzione, liberare il percorso, Emanuele Porco e Francesco Flores pronti alla partenza, attenzione, possono partire e partono, ed eccoli comporre Savarezza già all'altezza della curva, non riescono a mantenerla unita, ma eccoli arrivare a San Sebastiano e abbattono due galline. Unplane. Intanto sono già pronti Raffaele Porco e Andrea Mura, anche loro con il bastone d'Olivasso d'ordinanza. Anzi, il bastone lo ha solo Raffaele, mentre Andrea si limita al frustino. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Andrea Mura, Raffaele Porco. Eccoli pronti e partono! Eccoli all'uscita della curva a mantenere compatta e unita Zavarezza, eccoli arrivare a San Sebastiano in questo momento, tentano l'abbattimento della gallina, niente da fare. Ecco, arriva una nuova coppia che si presenta quest'oggi. Eccoli pronti, Giuseppe Pio e Giovanni Porco alla partenza, possono partire, attenzione, liberare il percorso e partono! Ed eccoli indossare il bellissimo abito sardo, il costume, eccoli arrivare a San Sebastiano in questo momento, tentano l'abbattimento, una gallina viene abbattuta, l'altra resiste aggrappata al gancio. Marco Deiala, Tino Carlos alla partenza, eccoli pronti, attenzione, possono partire. Ancora qualche istante. Eccoli pronti ed eccoli e partono! Eccoli tentare di unire Zavarezza ma non riescono, eccoli arrivare a San Sebastiano e viene abbattuta in questo momento una gallina. Tino Carrus ha abbattuto una gallina. Un altro bel costume sardo, Antonio Pinna e Francesco Pischi alla partenza, anche loro dotati di bastone con il vaso, possono partire, attenzione, eccoli pronti e partono, eccoli, mentre transitano all'altezza della cantina dei Cavalieri unendo Gavariglia e tentano l'abbattimento, viene abbattuta in questo momento Francesco Pische, abbatte una gallina. Attenzione, possono partire, liberare il percorso e partono. Ecco che uniscono Zavarezza già oltre la curva, ecco di transitare a piazza San Sebastiano, non tentano l'abbattimento della gallina ma proseguono compatti fino alla fine del Zagarrela. Francesco Campus, eccoli pronti e partono, non riescono, ecco che tentano di comporre e unire Zavarezza, riescono all'altezza di San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina ma niente da fare e partono.
partono già con Savarezza unita, non riescono a mantenerla unita, tentano l'abbattimento della Gallina, niente da fare. Emanuele Porco, Francesco Fiori dalla partenza, un po' in anticipo per la giornata delle donne, ma visto il clima, eccoli che partono! Ed eccoli, unita Savarezza, ma non riescono a mantenerla compatta, tentano l'abbattimento della Gallina, niente da fare. Dopo il tentativo hanno unito Savarezza, ma la Gallina gli ha fatto marameo. Ancora qualche istante anche per loro, e prima Carrera, eccoli pronti, costume sardo anche per loro, e partono! Tentano di unire Savarezza ma non riescono, ecco che tentano l'abbattimento della Gallina, niente da fare, ancora una volta vince la Gallina. Ancora qualche istante, possono partire e partono, ecco, partenza mozzafiato, ecco che tentano di tenere composta Savarezza, tentano l'abbattimento della Gallina, niente da fare, e possiamo dire che se sarebbe dovuto essere i tempi antichi con Savuddada, oggi avremmo mangiato patate bollite tutti quanti. Andrea Pische e Antonio Borrode alla partenza e partono! Ecco, Antonio Borrode, l'altro nostro debuttante per quest'anno, prima carriera quest'oggi, ecco di transitare a San Sebastiano, tentano di tenere composta Savarezza e non tentano l'abbattimento della Gallina che se la ride appesa alla corda. Pronti Giovanni Porco, Giuseppe Piu, aspettate. Aspettate, possono partire, attenzione, e partono, eccoli all'altezza già della cantina, tengono unita Savarezza, tentano l'abbattimento della Gallina e ne cade finalmente una. Giovanni Porco è riuscito ad abbattere una Gallina. Ancora Tino Carlos e Marco De Gala alla partenza, liberare il percorso. E partono! Eccoli uscire in questo momento dalla curva. Tentano ma non riescono a unire la Savarezza e viene abbattuta. Tino Carlos abbatte la Gallina. Ecco Antonio Pinna e Francesco Pischi, attenzione, liberare il percorso e partono. Eccoli in questo momento escono dalla curva, tentano di unire Savarezza, non riescono, tentano l'abbattimento della Gallina, Gallina per terra. Antonio Pinna, e mi dicono che anche da Genova guardano Zagare Lenanti in questo momento. Giuseppe De Dio e Diego Aria alla partenza, attenzione, possono partire, anche per loro costume sardo, prima carriera per oggi, e partono! Partenza con salto per il cavallo di Giuseppe, eccoli, tenere composta Savarezza fino all'altezza di San Sebastiano, non tentano l'abbattimento della Gallina ma proseguono compatti fino alla fine della carriera. Arriva l'altro nostro debuttante per quest'anno con un seno, direi una terza abbondante,
per Antonio Marzella e Antonio Carazzi. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. E partono! Ed eccoli, con Savarezza composta, Oritta, transitano a San Sebastiano, non tentano l'abbattimento della Gallina, ma proseguono mantenendo Unitta, Savarezza, che sciolgono in questo momento alla fine della carrera. È bravo il nostro altro esordiente, Antonio Carazzo. Aspettate. Enzo e Francesco Campus alla partenza. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Ancora qualche istante. E partono! Dopo una partenza scomposta, eccoli arrivare a San Sebastiano. Tentano di comporre la Varezza, tenta l'abbattimento Francesco della Gallina, ma niente da fare, la Gallina resiste mantenendo poi però loro compatta da Varezza fino al termine della carrera. Possono partire e partono, ed eccoli, composta da Varezza, proseguono mantenendo Unitta, Savarezza transita da San Sebastiano. Non tentano l'abbattimento della Gallina, ma mantengono composta Savarezza fino al termine della carrera. Emanuele Porcu e Francesco Floris alla partenza, eccoli pronti. E partono! Eccoli uscire dalla curva, uniti con Savarezza che viene scomposta, vengono abbattute due Galline in questo momento, amplio anche per la coppia Emanuele Porco e Francesco Floris, che poi ricompattano Savarezza e terminano fino alla fine della carrera mantenendo compatta Savarezza. Ecco pronti Antonio Bellinza e Giuseppe Secchi, Gianfranco Secchi, scusate, e partono! Ed eccoli arrivare a San Sebastiano, non hanno unito Savarezza, tentano l'abbattimento e Gianfranco abbatte una Gallina. Possono partire, attenzione, Raffaele Porco e Andrea Mura alla partenza, attenzione. Ancora qualche esitazione da parte del cavallo di Andrea e partono! Ecco che Raffaele tenta di inseguire Andrea, riescono a unirsi all'altezza di San Sebastiano ma non riescono ad abbattere le Galline, però tengono unita Savarezza e composta fino al termine della carrera. Eccoli pronti. Andrea ha il bastone d'ordinanza mentre Antonio no, eccoli che partono ed eccoli transitare all'altezza della cantina dei Cavalieri, non riescono a unire ancora Savarezza, non tentano l'abbattimento della Gallina ma uniscono Savarezza ed eccoli transitare fino al termine mantenendo unita Savarezza. Andrea Pesce e Matteo Piu, anche per loro prima carrera, anche loro indossano un bellissimo costume sardo. Eccoli, e partono! Ed eccoli all'altezza della cantina dei Cavalieri, non riescono a unire Savarezza, tentano l'abbattimento della Gallina, ma niente da fare. Gallina fallita. Abbiamo il nostro veterano Chico Mozzo che partono. Chico Mozzo e Antonio Secchi
che partono mantenendo unita e compatta Savarezza, transitano a San Sebastiano, non tentano l'abbattimento delle galline ed eccoli terminare alla fine della carrera. Possono partire, attenzione, tutti mancano e partono! Eccoli transitare a San Sebastiano in questo momento, non tentano l'abbattimento della gallina ma mantengono unita e compatta Savarezza fino al termine della carrera. Michele Unni e Diego Porco alla partenza, eccoli e partono ed eccoli uscire dalla curva già mantenendo unita Savarezza. Non riescono a tenerla compatta, viene abbattuta da Michele Unni una gallina e terminano in questo momento Giovanni Porcu e Giuseppe Piu alla partenza. Eccoli pronti, possono partire e partono in maniera scomposta. Eccoli che tentano e uniscono ancora non bene a San Sebastiano da Varezza e Giovanni Porcu abbatte un'altra gallina. Antonio Diego Manca e Nicola Mighini alla partenza, anche per loro un bellissimo costume sardo. E partono ed eccoli già all'altezza della curva, uniscono Savarezza, arrivano a San Sebastiano e tentano l'abbattimento della gallina, gallina per terra, è stato Antonio Diego Manca ad abbatterla. Eccoli pronti e partono! Ti fai dare le coordinate. Ed ecco che escono dalla curva, arrivano a San Sebastiano, non riescono a mantenere compatta la Varezza, Amplane, doppia gallina a terra. Gianfranco Sicchi e Antonio Bellito dalla partenza, possono partire. Vediamo se Gianfranco riuscirà anche stavolta ad abbattere la gallina. E partono! Ecco uscire dalla curva, tentano di unire da Varezza ma non riescono, eccoli a San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina ma niente da fare. Possono partire, attenzione, Giuseppe De Rio e Diego Aria alla partenza. Eccoli pronti. E partono! Eccoli che oltre la curva riescono a unire da Varezza, transitano a San Sebastiano, non tentano l'abbattimento della gallina ed eccoli terminare mantenendo ancora composta Savarezza fino al termine della carrera. Ecco che Mascia ritorna dal suo orso. Attenzione e partono! Eccoli che fuoriusciti dalla curva tentano di comporre la Varezza ma non riescono. Eccoli all'altezza delle galline, galline fallite, niente da fare, se la ridono anche stavolta. Antonio Sicchi e Chico Mozza alla partenza, attenzione e partono ed eccoli già alla partenza, sono partiti con Savarezza unita, poi un attimo di esitazione ma riescono a ricomporsi, non tentano la gallina ed eccoli terminare. Stefano Serreni e Giuseppe Denti alla partenza, eccoli pronti e partono!
ed eccoli, uscita dalla curva Zavarezza, rimane composta, eccoli transitare a San Sebastiano, non tentano l'abbattimento della gallina ma proseguono uniti e composti fino al termine della carriera. Antonio Carazzo per Antonio Manzella alla partenza, attenzione, liberare il percorso, sono entrambi giovanissimi e partono! Ecco che tentano di comporre, unire Zavarezza, ci riescono, arrivano a San Sebastiano, viene tentata la gallina ma è rimasta una vana tentazione e terminano in questo momento mantenendo compatta Zavarezza fino al termine della carriera. Attenzione, liberare il percorso. Francesco Campus alla partenza. Possono partire, attenzione, e partono! Ed eccoli transitare a San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina, niente da fare. Francesco Flores, Emanuele Porco alla partenza e partono! Eccoli, oltre la curva, mantenere unita Zavarezza, tentano l'abbattimento della gallina, Amplane, 2 galline a terra. Marco Deiala e Tino Caro della partenza. E partono! Eccoli all'altezza dell'associazione Cavalieri, non riescono a comporre Zavarezza, tentano l'abbattimento della gallina e Tino Carrus ancora una volta abbatte una gallina. Andrea Pische e Antonio Borrodde alla partenza, attenzione, liberare il percorso, possono partire. Eccoli pronti, ancora qualche istante. E partono! Ed ecco il nostro secondo esordiente insieme ad Andrea Pische. Eccolo qua, Antonio Borrodde che transitano in questo momento all'altezza di San Sebastiano, non tentano l'abbattimento della gallina ma riescono a tenere unita e composta Zavarezza, mentre ad Andrea Pische gli è caduto il bastone di olivastro. Andrea Pes e Matteo Pivo la partenza, attenzione, possono partire, eccoli pronti. Una falsa partenza da parte di Matteo, ma adesso ci riprovano e partono! Ed eccoli oltre la curva che tentano di comporre Zavarezza, non riescono e tentano l'abbattimento della gallina e ci riesce Matteo Pio, abbatte una gallina. Raffaele Porco e Andrea Mura pronti alla partenza, attenzione, liberare il percorso, possono partire. Ancora qualche istante. Ci siamo quasi, attenzione, e partono! Eccoli, non riescono a unire Zavarezza, tentano l'abbattimento della gallina e Raffaele riesce ad abbattere una gallina. Eccoli pronti.
e partono. Ed eccoli, composta da Varese, transitano in questo momento all'altezza di San Sebastiano, ancora unita da Varese, non tentano l'abbattimento delle galline, ma terminano mantenendo unita e composta Savarezza fino al termine. Alla partenza Gianfranco Secchi e Antonio Bellinza, attenzione, e partono! Eccoli, unire Gavarezza all'altezza della cantina dei Cavalieri, ma non riescono a mantenerla unita e compatta, abbattono una gallina, Gianfranco Secchi ha abbattuto un'altra gallina ed ecco terminare in questo momento il loro percorso alla fine della carriera. Eccoli pronti e partono! Ed eccoli oltre la curva, tengono unita e composta Savarezza, non tentano l'abbattimento alle galline, ma transitano e terminano in questo momento il percorso con Savarezza ancora unita. Ecco pronti. Gianfranco Secchi e Antonio Bellinza alla partenza. Attenzione, eccoli con la loro telecamerina pronti a riprendere con la visuale di chi sta sopra il cavallo. Ancora qualche istante. Ed eccoli pronti e partono. Eccoli uscire dalla curva, non riescono a unire Gavarezza, tentano l'abbattimento della gallina, ecco, e fanno unplane, 2 galline a terra. Antonio Diegoare e Nicola Migheri, eccoli pronti, attenzione, e partono. Ed eccoli composti con la loro parezza, arrivano a San Sebastiano, tentano l'abbattimento alla gallina, ampli, 2 galline a terra. Antonio Secchi e Chico Mozzo e partono. Ed eccoli. Non riescono a tenere unita la Varese, arrivano in questo momento a San Sebastiano, riescono a unirsi nuovamente ed eccoli terminare il percorso ancora mantenendo unita Savarezza. Eccoli pronti e partono. E con qualche brivido alla partenza, eccoli arrivare a San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina ma niente da fare, però terminano mantenendo unita Savarezza. Diegoare Giuseppe De Rio, eccoli pronti e partono. Eccoli mentre uniscono Savarezza e si scambiano pure il bacetto all'altezza dell'associazione dei Cavalieri, non tentano l'abbattimento della gallina ma felici e contenti e dopo il bel bacetto che si sono scambiati arrivano al termine della carriera. Chiconni a Valtensolo alla partenza, Mascia e Orso sono di nuovo qua. Ancora qualche istante e partono. Ed eccoli mentre escono dalla curva, non riescono a unire Savarezza, transitano a San Sebastiano, non tentano neanche l'abbattimento della gallina e terminano
Sagarrela senza riuscire a unire Savarezza. Francesco Pische e Antonio Pinna, eccoli pronti e partono, eccoli mentre escono dalla curva, compongono, tentano di comporre Savarezza, non riescono, tentano l'abbattimento delle galline e riesce ad abbatterla Antonio Pinna, abbatte la gallina. Alla partenza Totti manca e partono, ed eccoli anche loro con la telecamerina, transitano a San Sebastiano, non tentano l'abbattimento della gallina, mantengono unita e composta Savarezza fino quasi al termine di Sagarrela. Possono partire, attenzione, liberare il percorso, eccoli, prima Garrela per loro, Rita e Leonardo Piras. Eccoli all'uscita della curva e partono, eccoli transitare a San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina ma niente da fare, l'ha solo accarezzata Leonardo e basta. Ricordo che nella nostra storia di Sagarrela altre donne hanno avuto il piacere di ricorrere a Sagarrela, si tratta di Rosina Campus negli anni 80 e 90 e Donna Maura negli anni 30. Possono partire, attenzione, liberare il percorso, Gianfranco Secchi e Antonio Bellinzas, altro giro, altra corsa con la loro telecamerina, eccoli pronti, ancora qualche esitazione da parte dei loro cavalli. Eccoli e partono, eccoli uscire dalla curva, tentano di unire Savarezza ma non riescono, eccoli all'altezza di San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina ma anche loro si limitano ad una carezza. Attenzione e partono, una partenza un po' scordinata, ecco che transitano in questo momento all'altezza di San Sebastiano tentando di unire Savarezza, non riescono e addirittura Pier Antonio tentava di abbattere una gallina a mani, forse voleva fare il vento per buttare giù la gallina, ma niente da fare. Possono partire, attenzione, Giuseppe Denti e Stefano Serreri alla partenza e partono! Ed eccoli, mentre all'uscita della curva all'altezza dell'Associazione Cavalieri tentano e uniscono Savarezza, non tentano l'abbattimento della gallina ed eccoli terminare alla fine del percorso ancora con Savarezza unita. Pronti alla partenza Enzo e Francesco Campus, due fratelli, aspettate, due veterani anche loro di Sagarrela, possono partire, attenzione, e partono! Ed eccoli, oltre la curva, a tentare di unire Savarezza, ci riescono, eccoli all'altezza di San Sebastiano, tentano e abbattano una gallina. Francesco Campus abbatte una gallina e partono, ed eccoli oltre la curva, riescono a unire Savarezza, transita adesso a San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina, niente da fare, anche per loro una semplice carezza e la gallina ringrazia e partono, eccoli già prima della curva con Savarezza unita e composta, transita da San Sebastiano senza tentare l'abbattimento della gallina ed eccoli terminare a Biadurru la loro carrera.
Francesco Floris ed Emanuele Porco la partenza, il giorno della donna, e partono con le loro mimose. Eccoli, già prima della curva riescono a unire Zavarezza per poi tentare a San Sebastiano l'abbattimento delle galline. Niente da fare, sono galline molto resistenti queste, e partono. Eccoli già prima della curva, tengono unita Zavarezza, transitano e abbattono una gallina. Michele Unni abbatte una gallina. Ultima scarrela, partiamo da voi, e partono. Ed eccoli all'altezza della cantina dell'Associazione Cavalieri tentare di unire Zavarezza, non ci riescono e vengono abbattute con un colpo due galline. Il colpo di Leonardo ha buttato tutte e due le galline. Ecco che si preparano e partono. Eccoli all'uscita della curva, riescono a unire Zavarezza, si preparano per abbattere le galline e Tino Carrus abbatte ancora una volta la gallina. Si preparano e partono. Ed eccoli già all'altezza della curva unirsi Zavarezza e arrivano a San Sebastiano tentando la gallina e le abbattono tutte e due. Due galline a terra e partono. Ed ecco che uniscono Zavarezza e non tentano l'abbattimento delle galline, non riescono però poi a mantenere unita e compatta Zavarezza. Eccoli pronti e partono. Eccoli che oltre la curva uniscono Zavarezza, ma si preparano per abbattere le galline e viene abbattuta una gallina ancora una volta da Gianfranco Secchi. Possono partire, attenzione. Andrea, poi eccoli pronti. Ancora qualche istante. Intanto nella curva dovete liberare troppa gente. Ultima carrera anche per Raffaele e Andrea e partono. Ed ecco con la partenza mozzafiato arrivano a San Sebastiano con Zavarezza unita, tentano l'abbattimento della gallina. Ecco che Raffaele ci è riuscito mentre Andrea perde la cuffia, però terminano uniti Zavarezza al termine della carrera. Andrea Pische e Antonio Borrode alla partenza, ultima carrera anche per voi. Aspettate. E partono. Ed eccoli usciti dalla curva, compongono Zavarezza ed eccoli transitare a San Sebastiano, ancora la loro partenza rimane composta. Eccoli transitare e arrivare al termine della carrera, ultima carrera, ricordate, e partono. Ed eccoli che hanno una bellissima partenza. Eccoli arrivare a San Sebastiano, tentano ancora una volta l'abbattimento e ci riescono. Altra gallina abbattuta, Francesco Campus abbatte un'altra gallina. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Eccoli pronti e partono. Ed eccoli già oltre la curva a mantenere unita e composta Zavarezza, non tentano, anzi tenta a mano l'abbattimento della gallina, anche lui tentava con lo spostamento dell'aria forse di buttarla. Ultima carrera anche per voi
e partono, ed eccoli oltre la curva. Ecco che uniscono Gavarezza all'altezza della cantina Cavao e non tentano l'abbattimento della gallina, ma terminano mantenendo unita, composta Savarezza fino al termine di Zagarrela. Eccoli pronti e partono, ed eccoli già prima della curva, unita Gavarezza. Transitano in questo momento a San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina, unplane, 2 galline a terra e terminano poi riunendo la Savarezza e terminando la composta. Mascia ha tradito il suo compagno Orso. Eccoli pronti e partono, ed ecco che tentano di unire Savarezza, non riescono, arrivano all'altezza di San Sebastiano e oltre San Sebastiano ancora non sono riusciti ad unire Savarezza, ed eccoli che uniscono Savarezza già prima della curva, arrivano in questo momento a San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina, unplane, 2 galline a terra. Attenzione, liberare il percorso, possono partire, ultima carrella che per voi, Giuseppe De Riu e Diego Are partono, eccoli che uniscono Gavarezza all'altezza della curva, transito da San Sebastiano, ancora un altro bacetto da parte di Giuseppe a Diego e senza abbattere le galline terminano in questo momento Zagarrela uniti e composti, e d'altronde quando c'è l'amore trionfa. Ultima carrella. Attenzione e partono, ed eccoli che escono dalla curva mantenendo unita Gavarezza, arrivano a San Sebastiano, tentano l'abbattimento della gallina ma niente da fare, la gallina resiste, ed eccoli terminare mantenendo unita Savarezza al termine di Zagarrela.